C'è ancora qualcuno sano di mente che possa negare che la questione morale in Italia è centrale? Anche se siamo in un periodo drammatico per l'economia del Paese, in cui milioni di lavoratori rischiano il posto di lavoro e milioni di famiglie che non sanno come arrivare a fine mese, la questione della illegalità diffusa deve essere affrontata come un'emergenza nazionale. Ormai i telegiornali si aprono con notizie di arresti, di indagini clamorose che dipingono un paese depredato. Il potere politico parla di tolleranza zero, ma questo vale solo per i poveri cristi. Poi quando si toccano gli interessi dei potentati politici ed economici, la tolleranza zero viene messa da parte. Dalla Calabria all'Abruzzo, dalla Campania alla Sicilia, dalla Lombardia alla Toscana, alla Basilicata emerge un quadro devastante e gli inquisiti gridano al complotto naturalmente, tuonano contro la magistratura politicizzata. Abbiamo un Presidente del Consiglio che si è confezionato delle leggi su misura per la propria impunità, come il falso in bilancio, oggi praticamente impunito, il dimezzamento del tempo della prescrizione, il lodo Alfano che lo rende immune dalla legge come il Re Sole e adesso vorrebbe togliere ai magistrati inquirenti l'arma più importante, le intercettazioni telefoniche e ambientali, metodi di indagine che fanno emergere questo tanfo insopportabile per le persone per bene. Poi sentiamo dei suoi maggiordomi dire che Berlusconi è vittima della magistratura comunista. Chi non ha portato ancora il cervello all'ammasso, provi a cercare nella propria memoria quante volte Berlusconi è stato interrogato da un tribunale come un normale cittadino. La legge non dovrebbe essere uguale per tutti? Invece Berlusconi, da quando è entrato in politica, non è mai stato interrogato da un tribunale italiano, nemmeno una volta. Qualche anno fa, da primo ministro, ha fatto una dichiarazione spontanea, senza che al PM fosse consentito fargli delle domande. C'è un vecchio proverbio che dice «il pesce puzza dalla testa». Quando si hanno davanti agli occhi questo stupro di legalità da parte dei governanti, è del tutto evidente che i cittadini amministrati si sentono autorizzati a tenere dei comportamenti incivili e alle volte illegali, con un Parlamento dove si rubano anche i cappotti, dove siedono sui suoi banchi 18 pregiudicati per bancarotta fraudolenta, per corruzione, concussione, per finanziamento illecito, per favoreggiamento, per banda armata e associazione sovversiva, per false fatture e frodi fiscali, per abuso d'ufficio, con un Parlamento dove è stato eletto al Senato un personaggio appena condannato per reati di mafia. Che comportamenti potranno tenere i cittadini loro amministrati? Se il più grande consesso democratico del nostro Paese è così mal frequentato, è ovvio che i cittadini ne seguiranno l'esempio. Per cui chi ruba o frega il prossimo non è un mascalzone, un ladro, un disonesto, ma è un furbo da emulare. Chi calpesta i diritti degli altri è una persona di mondo, da ammirare. Vi voglio raccontare un piccolo aneddoto personale. Tempo fa sono andato a fare degli acquisti in un grande negozio di Pordenone. Nel reparto degli indumenti sportivi c'era un poster di una bella donna famosa, oggi sposa di un miliardario, che a suo tempo faceva la prostituta di alto bordo. Per capirci, operava anche all'interno del Ministero degli Esteri. Risulta dalle intercettazioni telefoniche che con un'auto blu di servizio del Ministero veniva prelevata dall'albergo e accompagnata alla Farnesina dall'ometto che la stava naturalmente aspettando. Poi, dopo aver fatto il servizietto, questa veniva riaccompagnata al suo albergo romano. Ebbene, una persona così viene usata da un'azienda di indumenti sportivi per la sua pubblicità. Io non sono un moralista bacchettone, ognuno nella sua sfera privata è libero di fare cosa diavolo vuole. Però è giusto riflettere sui nostri tempi in cui una persona con questo curriculum viene chiamata per fare da testimonial di una campagna pubblicitaria. Che lezione viene data ai nostri giovani se questi sono gli esempi? Una società che non ha più i valori veri, autentici, è una società in decomposizione. Personalmente, a parte poche eccezioni, non ho fiducia nella classe politica che ci governa, mancando completamente di etica. Non la ritengo capace di dare quella sterzata indispensabile per uscire da questo pantano. È come chiedere a Totò Riina o a Provenzano di combattere la mafia. Devono essere i cittadini a reagire, a svegliarsi dal torpore che, anche grazie a una informazione drogata e faziosa, ha ridotto in questo stato miserevole la nostra coscienza civile. Svegliamoci allora, usciamo da questa fogna, questa classe dirigente ci sta distruggendo. È buio nel nostro Paese, è calata la notte sulla nostra Repubblica. Arrivederci a mercoledì prossimo.